Ci alziamo un attimino, così mentre i fratelli del coro si siedono. Signore, vogliamo ancora ringraziarti per questo giorno, vogliamo stare ancora un paio di minuti alla tua presenza, Signore. È importante che tu riempia, Signore, la nostra mente, Signore, è il nostro cuore della tua presenza. Apri, Signore, le nostre orecchie. Io voglio cacciare via, Signore, ogni spirito di affaticamento che il mondo mette sulle nostre spalle, ogni spirito, Signore, di sonno dovuto all'affaticamento. Padre, nel nome di Gesù Cristo io voglio che ognuno di noi sia spiritualmente sveglio, Signore, sia fisicamente attivo, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Fa scendere, Signore, il tuo sangue in mezzo a noi affinché possiamo essere liberati, Signore, da ogni stanchezza e da ogni sonno, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Grazie, Signore. Alleluia. Allora, oggi parliamo della grazia sotto un altro punto di vista. Il Signore in questi giorni mi ha parlato, mi ha fatto capire una cosa particolare e ve la voglio trasmettere. Iniziamo subito ad andare a prendere la lettera a Tito al capitolo 2. Lettera a Tito capitolo 2, versetto 11. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e pienamente. Perché viviamo nella presente età saggiamente, giustamente e pienamente. Dillo alla persona accanto a te: saggiamente, giustamente e pienamente. Amen, gloria a Dio. Oggi parliamo della grazia sotto un punto di vista diverso. Intanto dobbiamo ringraziare il Signore per la grazia che ci ha dato. Quindi dobbiamo essere riconoscenti alla presenza del Signore di quello che ha fatto nella nostra vita. Però spesso noi pensiamo alla grazia come a qualcosa che ci ha trasformati all'improvviso, siamo passati da uno stato ad un altro. Amen, gloria a Dio, è vero. In realtà la grazia è molto più complessa, ha in sé una complessità, ecco, diciamo così, un meccanismo che è molto diverso e che non dipende solo da Dio, dipende molto anche da noi. Intanto, soffermandoci un attimino su questi due versetti, noi capiamo che la grazia è apparsa a tutti gli uomini. Tutti gli uomini hanno visto la grazia, nel senso che nella persona di Gesù è ovvio che Cristo si è presentato a tutti gli uomini. Questo ci deve far riflettere una cosa, che nessuno può dire di non avere conosciuto la grazia. In un modo o nell'altro Cristo si è presentato a loro e si è fatto vedere. In un modo o nell'altro le tenebre hanno visto la luce ma l'hanno rifiutata. Quello che a noi ci interessa è che la grazia nella nostra vita deve portare delle conseguenze, perché se non porta delle conseguenze non è grazia. Amen. Dile alla persona accanto a te: se non ci sono conseguenze non è grazia. Amen. Quali sono queste conseguenze? La grazia ci insegna l'impietà e la concupiscenza del mondo. Guardate cosa dice: infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini, ci insegna a rinunciare all'impietà e alle mondane concupiscenze. Allo stesso tempo ci insegna anche saggezza, giustizia. Guardate che dice: saggiamente, giustamente e piamente. Piamente si traduce in un linguaggio più accessibile: santità. Quindi la grazia ci insegna qual è l'impietà e qual è la concupiscenza del mondo. Nello stesso tempo ci insegna ad essere saggi, giusti e santi. Amen? Saggi, giusti e santi. Ripetiamolo insieme: saggi, giusti e santi.
avete mai sognato di volare? Io sì, ogni tanto me lo sogno. Quanti non l'hanno sognato? Tutti sogniamo di volare. Bellissimo. Anche io certe volte nei miei sogni ho difficoltà a volare. Io spesso sogno di volare, ma non riesco mai a superare i palazzi. O se ce la faccio, lo faccio con difficoltà. Certe volte mi sogno di arrivare pure sulla luna. Non lo so, mi servirebbero delle scarpe con propulsione. Ognuno di noi però in genere sogna questo tipo di libertà. Ecco, volare è un modo di essere liberi in maniera particolare, cioè uno si può muovere non solo in orizzontale e in verticale, ma anche verso l'alto, eccezionale. Una sensazione del genere la può dare quando uno nuota, più o meno quando uno galleggia sull'acqua ha questo senso di libertà, di essere un po' così, a galleggiare tra il mondo e la terra, tra il mondo e l'aria, diciamo. Questo senso di libertà è qualcosa che noi non possiamo raggiungere, non possiamo volare, ovvio, giusto? Un giorno forse inventeranno le biciclette, dove premeremo un bottone e inizieremo a volare. Anche le macchine, però non sarà mai quel senso di libertà, anche se ci dà un senso di libertà, ma non siamo noi a volare, è qualcosa che ci porta in volo. La grazia agisce più o meno nella stessa maniera. Cristo è apparso nel mondo, infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini. Significa che potenzialmente tutti siamo propensi a questa grazia. Si chiama grazia preveniente, cioè teologicamente si chiama grazia preveniente, cioè una grazia che già è preparata per noi, già c'è. La seconda fase di questa grazia è accettare Gesù e si chiama grazia salvifica. Noi veniamo salvati grazie a Cristo. Amen. Ma non è tutto lì. Non finisce lì la grazia continua e c'è la grazia che ci porta alla santità. Ecco di che cosa sta parlando Paolo a Tito, di giungere a questo tipo di grazia, un tipo di grazia che è santa, un tipo di grazia che non solo ci tira fuori dal fango, non solo ci fa camminare sopra il fango, no, ci tira fuori dal mondo, ci tira fuori dal peccato e noi grazie alla grazia salvifica abbiamo la capacità di intravedere qual è il peccato e camminarci sopra, anche se possiamo cadere, per l'amor di Dio, ma abbiamo la capacità di camminare sopra il mondo, sopra questo fango. Dio ci vuole dare la grazia della santità, la grazia che ci santifica, e questa è la capacità di farci volare sopra il fango. Ed è quella grazia che ci permette di andare oltre quello che noi vediamo su questa terra. È quella grazia che all'improvviso ci fa avere la conoscenza vera di Dio, non soltanto della salvezza, ma della presenza di Dio, non soltanto di Cristo nella nostra vita, ma di Cristo che agisce nella nostra vita. Amen. Alleluia. Andiamo avanti e andiamo a leggere 2 Corinzi, capitolo 9. Ora Dio è potente da fare abbondare in voi la grazia, affinché, avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni buona opera. La grazia ha anche uno scopo. La grazia, guardate che cosa dice: avendo sempre il sufficiente in ogni cosa, voi abbondiate per ogni opera buona. Quindi sommando il sufficiente per noi e abbondare per ogni opera buona ci dà una ricchezza infinita. Per noi dobbiamo trattenere quello che è sufficiente per noi, ma noi poi dobbiamo dare agli altri affinché questa grazia venga donata agli altri. Se voi ci fate caso, in riferimento a Tito, ci sono delle contrapposizioni. Empietà e concupiscenza ci fanno impoverire nel mondo, cioè quando noi diventiamo empi
e viviamo della concupiscenza del mondo, il sufficiente non ci basta. Non ci basta neanche il più, non ci basta niente. Questo vale come ricchezza fisica, ma vale anche e soprattutto come ricchezza spirituale. Quando noi guardiamo agli altri e li guardiamo in maniera, guardiamo al mondo e lo guardiamo in maniera con gli occhi concupiscenti, cioè con gli occhi che desiderano sempre, anche a livello spirituale, desideriamo sempre quello degli altri e non riconosciamo la grandezza che c'è in noi, che c'è nella nostra chiesa, che c'è in mezzo a noi, e guardiamo alle cose spirituali degli altri e le desideriamo come se fossero migliori di quelle che Dio ci ha dato, diventiamo concupiscenti, spiritualmente lontani dalla verità, perché se lo Spirito Santo è lo stesso e elargisce benedizione agli altri in Cristo, li può elargire a noi. Amen. Cioè Cristo è lo stesso, la verità è la stessa, lo Spirito Santo è lo stesso. Quando noi diventiamo concupiscenti per le cose del mondo, noi diventiamo poveri. Poi dice anche, mentre saggezza, giustizia e santità ci fanno riconoscere la grazia come un dono da donare. Quando noi diventiamo santi, saggi, noi riconosciamo che quello che abbiamo non è qualcosa che ci appartiene. Dobbiamo diventare saggi, perché noi spesso e volentieri siamo avari di quello che abbiamo. Magari non siamo concupiscenti, non abbiamo gli occhi concupiscenti nel mondo. Quindi non desideriamo le cose degli altri, ma quelle nostre, guai che ci ritocca. Diventiamo folli, senza saggezza, non siamo santi e non siamo neanche giusti, perché non abbiamo riconosciuto la grazia di Dio che è scesa su di noi. La grazia di Dio è qualcosa che si riversa su di noi, ma che deve anche essere riversata sugli altri. E mi riferisco a tutti i livelli. A tutti i livelli, spirituale, umano, a tutti i livelli. Noi dobbiamo avere una mente saggia, ma se non abbiamo una mente saggia è perché ancora non abbiamo ricevuto l'insegnamento della grazia, perché come diceva a Tito, come Paolo diceva a Tito, ci insegna. La grazia ci insegna, non è il pastore che insegna, non è il fratello che insegna la grazia, stiamo parlando, ok? Ma se noi non abbiamo capito il senso della grazia, noi non riceviamo niente. Se noi non riceviamo insegnamento dalla grazia, cioè dal dono magnifico che il Signore ci ha dato, noi non facciamo quel passo in più, quel salto in più per arrivare dove Dio vuole che noi arriviamo. E vi voglio leggere un brano per il quale ho riflettuto in questa settimana, è Matteo 18:21, che ci fa capire bene quello che è il significato della grazia, anche se parla del perdono, ma mettete un po' da parte la questione del perdono, perché perdonare è anche grazia. Leggiamolo. Matteo capitolo 18 versetto 21. Allora Pietro, accostatosi, gli disse: Signore, se mio fratello pecca contro di me, quante volte gli dovrò perdonare? Fino a 7 volte? E Gesù gli disse: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Dì alla persona accanto a te: 70 volte 7. Perciò il regno dei cieli, e qua ascoltate, è simile a un re, il quale volle fare i conti con i suoi servi. Avendo iniziato a fare i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti, e non avendo questi di che pagare, il padrone comandò che fosse venduto lui con sua moglie, i suoi figli e tutto quanto aveva, perché il debito fosse saldato. Naturalmente vendere lui, sua moglie, i suoi figli e tutti i suoi beni, manco un decimo di quello che gli doveva poteva saldare. Allora quel servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: Signore, abbi pietà, abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Mosso a compassione il padrone di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo uscì fuori, incontrò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferrandolo per la gola lo soffocò dicendo: pagami ciò che mi devi. Allora il suo conservo, gettatosi ai suoi piedi, lo supplicò dicendo: abbi pietà, abbi pazienza con me, ti pagherò tutto. Ma costui non volle, anzi andò e lo fece imprigionare
finché non avesse pagato il debito. Ora gli altri servi, visto quanto era accaduto, ne furono grandemente rattristati e andarono a riferire al loro padrone tutto ciò che era accaduto. Allora il suo padrone lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito, perché mi hai supplicato? Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo padrone, adiratosi, lo consegnò agli aguzzini finché non avesse pagato tutto quanto gli doveva. Così il Padre mio celeste farà pure a voi, se ciascuno di voi non perdonerà di cuore al proprio fratello i suoi falli. Quindi mettiamo un attimino da parte la questione del perdono. Stiamo parlando qua anche di grazia. È stato graziato. Il primo servo è stato graziato, cioè il padrone gli ha evitato di essere venduto e di essere chissà gettato dove, a fare che cosa? Lui, sua moglie e i suoi figli, innocenti, poveretti, in coscienza, casa, terreni, tutto. Ed è stato graziato, ha ricevuto grazia. Quindi è una persona che ha conosciuto la grazia. Amen. Quanti abbiamo conosciuto la grazia? Abbiamo conosciuto la grazia. E quanti sono trasformati dalla grazia? Perché qua il problema è che lui ha conosciuto la grazia, ma non è stato trasformato dalla grazia. Cioè non ha avuto l'intelligenza, la santità e la sapienza. È stato uno che era concupiscente. È stato uno che era avaro. La grazia che lui ha ricevuto non gli ha insegnato la santità, non gli ha insegnato cosa? Santità, giustizia e saggezza. Non ha ricevuto. Capite il discorso, il senso qual è? Cioè, se la grazia mi insegna, io sono trasformato, ma se io non mi faccio insegnare dalla grazia, non sono trasformato. Ognuno di noi rimane nella posizione della grazia che salva, ma non passa alla grazia che santifica. La grazia che santifica ti fa capire quello che tu hai ricevuto e non vedi l'ora di darlo agli altri. Non vedi l'ora di trasportare quello che tu hai ricevuto, il dono che tu hai ricevuto, lo devi trasportare agli altri. Amen. Questa è la grazia salvifica. Il secondo servo, cioè il primo servo, non ha capito l'insegnamento che ha ricevuto dalla grazia salvifica. E non solo non l'ha capito, la sua ignoranza madornale, totale, ha fatto sì che perdesse la grazia. La sua situazione addirittura è diventata peggiore, perché mentre prima rischiava di essere solo venduto, lui, la sua famiglia, la sua casa, qui è caduto in mano agli aguzzini, cioè peggio ancora, è caduto in mano ai demoni, al tormento. Questo vuol dire anche un'altra cosa, che certe volte il nostro parlare si muove nella direzione sbagliata, ma non nel parlare contro di me, contro i fratelli, contro quelli di fuori. Voi mi avete sentito che io ho fatto una preghiera particolare perché ho visto gente che si guardava indietro e piangeva dal dolore, ho visto gente che guardava avanti e piangeva dalla gioia. Noi ci muoviamo nella direzione sbagliata riguardo alla grazia, cioè noi pensiamo che il Signore deve fare come diciamo noi per avere grazia. Non è così. La grazia ti dà la possibilità di essere liberato, di vedere le cose secondo Dio, ti dà la possibilità di aprire gli occhi sul passato, sul presente e sul futuro. Se tu piangi ancora le cose passate, vuol dire che non hai capito la grazia che il Signore ti ha dato. E purtroppo questo non ve lo posso insegnare io, deve essere la grazia a illuminarvi, deve essere Cristo ad aprirvi gli occhi, ma questo lo può fare solo quando noi leggiamo la parola di Dio. Scusatemi, ma arrivato a un certo punto, che ne so, Davide, guardando al suo passato, disgraziato, che nel momento in cui è diventato re, si è innamorato di una donna e ha fatto il modo che il marito di quella donna morisse, anzi no, prima ha avuto rapporti con quella donna, poi ha pensato di far morire il marito, anzi no, l'ha fatto morire. Dopodiché se l'è sposata
E che cosa vuoi? Tu pensi che la grazia possa all'improvviso dimenticare la legge? Sì, la grazia dimentica la legge, perché per legge lui doveva morire Davide. E lui ha subito anche la perdita di un figlio a causa di questo peccato. Lui ha vissuto un lungo periodo, almeno un anno, nella depressione. Cioè lui guardava la sua vita e guardava il passato e non guardava al futuro. Cioè non ha visto che è stato graziato, non ha visto che il Signore l'ha perdonato, sì, ma il perdono come conseguenza del perdono c'è la grazia. Cioè tu hai vita a morire e sei vivo, depresso, va bene, ma sei vivo. Il Signore ti ha dato grazia. Quando lui finalmente si è svegliato ha capito il grande dono che ha ricevuto, perché doveva morire lui e anche Berseba, come si chiama? Anche Berseba doveva morire. Questo vuol dire una cosa, che se noi agiamo secondo la legge saremo giudicati secondo la legge. Il primo servo che è stato graziato, cioè il padrone, non ha messo in atto la legge ed era giusto. Il padrone ha superato la legge. Amen, gloria a Dio. È andato oltre la legge e ha dato grazia. Il primo servo, non avendo ricevuto l'insegnamento della grazia, evidentemente nella sua mente c'era ancora la legge. Quindi quando ha incontrato il suo conservo, ha applicato la legge e non ha fatto male, ha fatto bene. Perché spesso e volentieri noi lo condanniamo perché ha fatto una cosa cattiva. Il problema suo è che non è andato, che è rimasto alla legge, cioè non ha ricevuto l'insegnamento della grazia e non è andato oltre la legge e ha applicato, per applicare anche lui la grazia. Lì è stato il suo problema, il difetto. Ma l'applicazione della legge non è male. Occhio per occhio, dente per dente, ma non è male. Ora qualcuno mi dice, a posto siamo. Occhio per occhio, dente per dente, è legge, non è male. Noi però ci eleviamo al di sopra della legge in Cristo Gesù e andiamo oltre l'occhio per occhio, dente per dente, perché Cristo Gesù ha vinto per noi, ha abolito quella legge, o meglio, l'ha applicata su se stessa, su se stesso. Amen. Noi dobbiamo andare oltre, perché se Cristo ci ha dato grazia, noi dobbiamo dare grazia. Amen. Allora, poi Ebrei 12:15. Noi abbiamo il potere di far agire la grazia nella nostra vita, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunti alcuna radice di amarezza. Diciamolo insieme, amarezza! Che vi dia molestia, attraverso la quale molti vengono contaminati. E non vi sia alcun fornicatore o profano come Esaù, che per una vivanda vendette il suo diritto di primogenitura. Voi infatti sapete che in seguito, quando egli volle ereditare le benedizioni, fu respinto, benché l'ha richiesto con lacrime, perché non trovò luogo a pentimento. Amarezza, diciamolo di nuovo insieme, amarezza. Che cos'è l'amarezza? Il contrario di dolcezza, ovvio. L'amarezza dal vocabolario Treccani è dolore, tristezza misto a un sentimento di contrarietà e talora un pizzico di rancore. Non è rancore, non è odio, ma è qualcosa che si ci avvicina poco a poco e che piano piano può contaminare la grazia che abbiamo ricevuto. Guardate che cosa dice Ebrei, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio, cioè si può restare privi della grazia di Dio nel momento in cui noi c'è amarezza. Che cosa sviluppa l'amarezza? L'esempio ce lo dà sempre lo stesso brano, Esaù. Esaù è tipico di una persona che vive con amarezza.
E lui era fornicatore e profano, non fornicatore nel sessuale come pensate voi, ma fornicatore nel senso che, l'ho scritto, aspettate, fornicatore in quanto vendette la sua grazia, cioè lui si è venduto, in questo senso fornicatore, ha venduto quello che era suo, si è prostituito per un piatto di lenticchie. Quindi in lui c'era amarezza nei confronti del fratello, c'era fornicazione in quanto ha venduto quello che già era suo e ha venduto la grazia che era in lui, e profano perché scambiò quello che era sacro, la grazia, con quello che era profano, un piatto di lenticchie. E noi certe volte facciamo così, noi partiamo con l'amarezza. L'amarezza si sviluppa in una sola direzione, la lamentela. Quando il secondo servo, il primo servo, quando ha visto il suo conservo, la sua mente ha iniziato a lavorare. Ah, chi sto mi va a dare soldi? Ma che si pensa che a così passa? Ah, ora ci vai a parlare, ci faccio vedere io. In lui c'era amarezza, in Esaù c'era amarezza. E vuol dire, cioè un rancore, una piccola quantità di rancore che si è sviluppata. Quando siamo rancorosi noi stiamo dando spazio al diavolo e stiamo chiudendo le porte alla grazia. Noi stiamo facendo l'avvertimento che dice Ebrei al versetto 15, badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio. Quando noi entriamo nella fase dell'amarezza, noi stiamo togliendo la grazia di Dio dalla nostra vita. E entriamo in quella fase dove diventiamo ingiusti, diventiamo scemi, non saggi, il contrario di saggio, e non siamo più santi. Qua però noi non vogliamo essere quelle persone che subiscono, non è questo il senso, va bene? Il senso è un altro, cioè è giusto che noi portiamo avanti le cose che devono andare nella nostra vita. Qua stiamo parlando di andare oltre alla condanna, ecco. Non mi posso permettere io di condannare gli altri, perché io non sono stato condannato. Cioè, se io ho ricevuto grazia, io non posso dare disgrazia. Se io sono stato perdonato, allora Cristo, sicuramente Gesù non si meritava la croce. Noi ce la meritavamo la croce. Noi abbiamo ricevuto grazia e lui è morto al posto nostro. Se ogni tanto noi moriamo al posto di qualcuno, qual è il problema? Se ogni tanto facciamo morire i nostri pensieri in favore di Cristo, qual è il problema? Se quello che fai può portare gloria a Dio o meno, e se portare a gloria a Dio vuol dire morire un pochino, ma qual è il problema? Gesù non è morto un pochino, è morto tutto e ci chiede a noi di morire un pochino nella misura in cui possiamo dare gloria a Lui. Amen. Ieri abbiamo fatto un discorso sull'anima, sullo spirito e sul corpo. Quando il nostro spirito è morto, il nostro corpo è vivo e la nostra anima, ovvio che non tende verso le cose morte, tende verso le cose vive. Il corpo è vivo e si concede alle cose della carne. Quando noi entriamo in Cristo, che cosa ci dice la parola di Dio? Che dobbiamo fare morire la carne perché il nostro spirito è vivo. La nostra mente quindi non dovrebbe più tendere verso le cose della carne perché ormai la carne è morta in Cristo. Dovrebbe tendere verso le cose dello spirito perché ormai il nostro spirito è vivo nelle cose di Dio. Amen. Il nostro spirito da morto è passato vivo, la nostra carne da vivo è passata morta. Amen. Questo vuol dire che abbiamo capito qual è la grazia, abbiamo compreso che cosa vuol dire grazia. E se è necessario morire un pochino, per la gloria di Dio stiamo parlando, non perché noi dobbiamo essere sottomessi o dobbiamo farci mettere i piedi sopra la pancia da qualcuno, non è questo il senso.
Il senso è però che se io devo morire un pochino per dare gloria a Dio, allora io sto agendo in santità, sto agendo in saggezza e sto agendo giustamente. Non è male morire un pochino, anche perché morire un pochino fa morire in noi l'amarezza. L'amarezza muore, perché se Esaù, anziché mormorarsi verso suo fratello, avesse detto: Signore, ma perché gradisci a lui e non a me? No, invece Esaù che cosa fece? Gradisci a lui e non a me. Non è che si è fatto quattro conti e ha detto: ma forse la colpa è mia. Invece no, lui guardava suo fratello e dice: fare vedere la colpa tua, suo signore non mi può vedere. E poi è successo quello che è successo. Quindi se Esaù in quel momento fosse morto un pochino, avrebbe capito qual era il problema. Il problema era lui, non era suo fratello. Amen. Quindi prima di creare amarezza dentro di noi, per qualsiasi cosa, per qualsiasi persona, dobbiamo metterci in discussione e dire: ma nessuno è giusto. Passiamo ad un altro livello. Nessuno è giusto, ma non dobbiamo vedere neanche che gli altri sono giusti su di noi o ingiusti su di noi. La prima cosa che dobbiamo fare sempre è metterci in discussione noi, ma non perché noi siamo fessi, ma perché noi siamo cristiani, ma non perché noi ci dobbiamo perdere. Noi facendo così ci guadagniamo. Se voi ci fate caso, andiamo a leggere velocemente di nuovo 2 Corinzi 8:9. Che cosa diceva? Ora Dio è potente da fare abbondare in voi ogni grazia. Dio fa abbondare in voi ogni grazia. Morire un pochino significa che Dio viene verso di voi in abbondanza. Amen. Noi non ci perdiamo. Dillo alla persona accanto a te: tu non ci perdi. Noi ci guadagniamo tranquilli, sicuro, perché Dio è più grande del nemico, è più grande di colui che è nel mondo, è più forte. E se il nemico ci tocca un pochino, Cristo si mette là davanti e ci dice: oh, ricordatevi che noi siamo la pupilla dei suoi occhi. Provate a mettere un dito alla persona accanto a voi nell'occhio. Dai, provateci. Se non siete subito non chiudi l'occhio. E fu così che tutti diventammo ciechi. Quindi la soluzione però la troviamo sempre in Ebrei. L'ultima parola del versetto 17 dice pentimento. Il pentimento inteso appunto come Esaù non si è pentito. Esaù, se si fosse pentito, probabilmente avrebbe aperto gli occhi e avrebbe capito qual era il suo problema. Vogliamo andare a leggere anche il pentimento. Comunque resta una dimostrazione di grazia. Se io mi pento, dimostro grazia a chi? A me? No, agli altri. Perché se io mi pento, riparo. Dì alla persona accanto a te: se ti penti, ripari. Amen. Galati, stiamo finendo, tranquilli, altre 15 pagine. Galati 5:13. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà, soltanto non usate questa libertà per dare un'occasione alla carne, ma servite gli uni gli altri. Dì la persona: servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore. Tu non l'hai detto, tu. Servite gli uni gli altri per mezzo dell'amore a tuo papà, alla persona accanto a voi, non a me. Quindi non possiamo versetto 14. Tutta la legge infatti si adempie in quest'unica parola: ama il tuo prossimo come te stesso. Nell'amore noi troviamo la grazia, perché Gesù ci ha amati prima di darci grazia. Se no, se voi fateci caso, nella storia, nella parabola del servo che si butta ai piedi del suo signore, il suo signore non è che l'ha graziato perché lo amava, no, lo voleva vendere, lo ha graziato perché gli ha fatto pena, mosso da compassione, allora agite in quella maniera. Cristo non si muove a compassione verso di noi. Di più, Cristo ci ama.
Cristo ci ha amati e mentre quello, il servo prima gli ha rubato quello che doveva rubare e nel momento in cui è stato scoperto si è accesa quella fiamma nel Signore di volerlo uccidere, di volerlo vendere, e poi diciamo così ha trovato compassione, si è spenta quella fiamma. Cristo ha spento quella fiamma prima ancora di venire verso di noi, prima ancora di nascere, prima ancora di noi venire alla vita. La parola ci dice: mentre noi ancora lo odiavamo, mentre noi ancora eravamo peccatori, ci ha amato prima ancora di noi aprire il nostro cuore alla sua presenza. La compassione è una cosa che viene dopo un chiedere perdono. Cristo invece ci ha amato prima che noi chiedessimo perdono. Amen. Quindi il fine, la legge, tutta la legge, abbiamo detto che la legge non è sbagliata, è giusta, ma tutta la legge ci rivela che si compie nell'amore. Amen. Quando noi vogliamo ricevere amore da Dio, noi dobbiamo dare amore ai fratelli. Quando noi vogliamo ricevere amore dai fratelli, dobbiamo dare amore ai fratelli. Ma non è un cambio e scambio. Gesù ci sta insegnando che, come ha fatto Lui ha dato amore prima ancora di ricevere amore, e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Dobbiamo amare e servire, perché l'amore si vede nel servizio, prima ancora di vedere il fratello che viene verso di noi. Se questo meccanismo entra nella nostra mente, nel nostro cervello, sarebbe una chiesa perfetta. Il mondo sarebbe perfetto. Poi Romani 10:3, perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria giustizia, non si sono sottoposti alla giustizia di Dio, perché il fine della legge è Cristo. Dilla alla persona accanto a te: il fine della legge è Cristo, per la giustificazione di ognuno che crede. Il fine della legge, che significa? Fine. Punto. Il fine della legge è Gesù. Se noi siamo in Cristo, in noi non c'è più legge. Ma se noi vogliamo applicare la legge, non è un problema. La legge la possiamo applicare e verrà applicata su di noi alla stessa misura. Sapete quando noi facciamo, non lo so, un esempio, Antonella, ma Antonella però è stata cattiva con me, la mi rimproverare, però si è comportata male nei miei confronti, ma Daniele, prendiamola a parte, tanto la parola di Dio che cosa ci dice? La prendiamo 2 o 3 e chiariamo la cosa. Perfetto, ma non ti lamentare se poi capita pure a te la stessa cosa che hai preteso. Se invece tu perdoni, se invece tu dai grazia ad Antonella, tranquillo che quella grazia che tu dai non rimane nascosta, Dio la vede. Amen. Dobbiamo imparare a dare grazia, ma non per gli altri. Io ve lo dico sempre, la grazia non è, e il perdono non sono cose che noi diamo agli altri perché li dobbiamo sciogliere anche. Ma la grazia e il perdono prima di tutto sciolgono il nostro cuore, sciolgono la nostra mente, ci liberano dall'amarezza. La grazia che noi diamo agli altri è citrato magnesia per la nostra acidità spirituale. Quando abbiamo acidità spirituale, prendiamoci il citrato magnesio, un bel cucchiaino di bicarbonato. Amen. Perché se noi non provvediamo spiritualmente a mitigare l'acidità che è dentro di noi, quell'acidità ci fa venire i buchi allo stomaco, l'ulcera ci fa venire. Anche se troviamo soddisfazione nella giustizia che tanto proclamiamo, ma alla fine sempre il nostro stomaco ne risente di tutto quello che pretendiamo. Cerchiamo di morire un pochino a noi stessi e di dare grazia, ma lo so che è difficile, ma noi dobbiamo pensare che abbiamo ricevuto una grazia maggiore da Gesù. Amen. Noi abbiamo ricevuto una magnifica grazia, una stupenda grazia. Se noi guardiamo a Cristo, noi abbiamo la capacità. Ecco che cosa significa guardare a Cristo. Non è che ci mettiamo là e lo vediamo sanguinante e diciamo: ah Signore, hai tanto dolore per me.
Ma non è quello guardare a Cristo. Guardare a Cristo significa: Signore, tu stai soffrendo, tu mi hai dato una grazia, mi hai liberato e io voglio liberare gli altri. Questo significa guardare a Cristo. E quando guardiamo a Cristo sulla croce dovremmo vederci noi. A tal proposito vi comunico che Antonietta vi farà una bella predicazione sul morire in Gesù, sul morire in Cristo. È quella la grazia. Come Gesù è morto per noi, anche noi dobbiamo morire. Ma il Signore non ci chiede di morire pure sulla croce fisicamente, ma morire dentro di noi un pochino non è male. Non è male, non è ingoiare il rospo, quella è una cattiva cosa, ma è capire, noi riusciamo a morire veramente a noi stessi quando comprendiamo che come Gesù è morto per noi. L'esperienza della morte, noi non abbiamo fatto probabilmente ancora l'esperienza della morte intesa come liberazione dal nostro pensiero, liberazione da quello che siamo. Noi siamo entrati nella grazia che ci salva, ma ancora non siamo entrati nella grazia che ci santifica, cioè che ci porta in alto. Quella grazia che ci fa volare, e non solo camminare sul peccato, ma che ci fa volare sopra il peccato, non quello che ci libera dal fango, ma quello che ci allontana proprio dal fango. Quindi dobbiamo chiedere al Signore questa sera, ma non solo questa sera, in questi giorni, di darci la grazia che santifica, la grazia che ci porta in alto, la grazia che ci fa volare. Amen. Ok, se mentre il coro vuole salire, iniziamo questa preghiera. Signore, noi ti vogliamo, alziamoci, Signore, vogliamo alzare le mani a te, alziamo le mani. Vogliamo, Signore, venire alla tua presenza, vogliamo, Signore, intervenire nei cieli, Signore. Tu ci hai detto che qualunque cosa noi scegliamo sulla terra o la leghiamo sulla terra, ciò sarà fatto anche nei cieli. Signore, noi vogliamo sciogliere la nostra vita da questo mondo e vogliamo che la nostra vita voli, spiritualmente si elevi in alto. Noi vogliamo sciogliere i nostri pensieri e vogliamo vedere la grazia vera, Signore, quello che tu hai dato a noi, che tu vuoi da noi. Signore eterno, nel nome di Gesù Cristo, in questo momento noi veniamo alla tua presenza sapendo che non abbiamo quella grazia che ci santifica, sapendo che siamo fermi alla grazia che ci salva, ma non alla grazia che ci santifica. Signore, libera il nostro cuore, libera la nostra mente affinché in noi possa svilupparsi questo tipo di santità, Signore. Non quello che ci fa sognare di volare, ma quello che ci fa volare, Signore. Noi vogliamo percepire, Signore, le tue cose secondo il tuo spirito e non secondo la nostra mentalità. Signore, non vogliamo portare avanti l'opera della legge, anche se è giusta. Tu ci insegni, la parola di Dio ci insegna che la legge è giusta. Signore, noi vogliamo andare oltre. La grazia mette da parte la legge. La grazia mette da parte la condanna che viene dalla legge. La grazia mette da parte tutto il peso della legge. Signore, noi vogliamo, come tu ci hai dato grazia, di venire alla tua presenza, di essere salvati, come tu ci hai dato grazia, Signore, di elevare le nostre mani a te, di elevare il nostro cuore a te. Signore, noi vogliamo essere operatori di grazia. Noi vogliamo essere, Signore, produttori di grazia. Noi vogliamo, Signore, che la tua grazia ci insegni a camminare, ci insegni la via della santità, la via della giustizia, la via della sapienza. Noi dobbiamo guardare alla croce e guardare il nostro volto, Signore, su quella croce, non il tuo soltanto. Vogliamo essere trasformati secondo la tua immagine, non secondo i nostri pensieri o secondo i pensieri della carne. Signore, noi vogliamo elevare il nostro spirito e vogliamo che i nostri pensieri siano secondo il tuo spirito. Non vogliamo più guardare con gli occhi di concupiscenza verso le cose del mondo, e ne vogliamo guardare con concupiscenza, Signore, anche le cose spirituali. Non vogliamo vedere, Signore, con gli occhi della carne, ma vogliamo vedere con gli occhi dello spirito. Ti prego, Padre misericordioso, nel nome di Gesù Cristo, caccia via da noi lo spirito che ha mosso Esaù. Lo spirito che ha mosso Esaù,
nel nome di Gesù Cristo, nella sua follia omicida, nella sua cecità. Signore, nel nome di Gesù Cristo intervieni e togli via ogni amarezza presente e futura, Signore. Liberaci, Padre misericordioso, nel nome di Gesù Cristo, da ogni amarezza. Libera i presenti e libera gli assenti, Signore, nel nome di Gesù Cristo, affinché in noi possa crescere la grazia, Signore, affinché in noi possa crescere la rivelazione della grazia, l'insegnamento della grazia, nel nome di Gesù, Signore. Nel nome di Gesù ti presentiamo tutto noi stessi, tutti i nostri pensieri, tutto il nostro cuore, Signore. Liberaci dall'amarezza, Signore. Liberaci da quelle piccole volpi, da quelle piccole storie rancorose. Vieni, o Eterno, affinché non subiamo la punizione della legge, Signore. La grazia, Signore. Noi vogliamo ricevere la grazia e non vogliamo perdere la grazia, Signore. Qualsiasi cosa abbiamo fatto nel recente passato, Signore, noi vogliamo rinunciare, Signore, a quella disperazione che ci ha portato davanti a Te. Oh, Signore Eterno, nel nome di Gesù Cristo, perché la punizione di gran lunga più terribile. Meglio morire un pochino, Signore, che essere consegnato nelle mani degli aguzzini. Nel nome di Gesù, Signore, rivelati, Signore. Rivelati, purifica i nostri occhi, Signore, affinché siano occhi santi e guardino a Te, non alle cose del mondo. Guardino con purezza e non con concupiscenza. Nel nome di Gesù, Signore, intervieni. Nel nome di Gesù, stendi la tua mano, Signore Eterno. Nel nome di Gesù, elevati nelle nostre vite, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Loda a Te, Signore, intervieni, Signore. Intervieni, tocca i nostri pensieri, Signore. Tocca il nostro cuore, Signore. Vieni, toccaci, Signore, con potenza, nel nome di Gesù Cristo, Signore. In questo momento noi veniamo davanti a Te, ti chiediamo perdono, Signore. Quello che non ha fatto Esaù lo vogliamo fare noi. Ti chiediamo perdono, Signore, per aver sottovalutato la grazia. Perdono, Signore, per aver venduto le cose sante. Perdono, Signore, perché abbiamo scambiato le cose pure con le cose impure. Perdonaci, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Noi veniamo alla Tua presenza. Abbi misericordia, Signore. Perdonaci, Signore. Veniamo davanti a Te con un cuore contrito, con un cuore rotto, Signore, perché abbiamo permesso ai nostri occhi di essere concupiscenti, alla nostra lingua di proclamare amarezza. Perdonaci, Signore, perché abbiamo permesso al nostro cuore di farsi riempire di cose mondane, non di cose spirituali. Perdonaci, Signore, perché abbiamo preferito nella nostra bocca la dolcezza della lenticchia e non la dolcezza delle cose sante del cielo. Perdonaci, Signore, nel nome di Gesù. Non vogliamo essere omicidi dei nostri fratelli, Signore, ma vogliamo essere imitatori Tuoi, Signore, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Intervieni, o Eterno. Vieni, Spirito Santo, vieni, Signore. Muoviti dentro di noi, Signore. Vieni, Muoviti, Signore. Signore. Soltanto Oh, Tu, Spirito Santo, puoi agire dentro di noi. Soltanto Tu puoi compiere cose straordinarie. Soltanto Tu puoi trasformare la nostra vita. Soltanto Tu puoi cambiare la nostra vita. Soltanto Tu ci puoi fare comprendere la preziosità della grazia, la potenza della grazia. Soltanto Tu, vieni, Spirito Santo, vieni. Noi veramente ti invitiamo a muoverti
muoviti dentro di noi, muoviti nelle nostre menti, nei nostri cuori, entra in profondità e vieni veramente a togliere tutte le cose morte, affinché possa vivere la grazia, possa regnare la grazia, nel nome di Gesù. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio. Invitiamo lo Spirito Santo ad agire dentro di noi. Vieni Spirito, vieni Spirito, vieni Spirito di Dio in me. Riempi il cuore mio, riempi la vita mia e risveglia
Noi ti ringraziamo per tutto quello che tu hai compiuto oggi, Signore. Ti ringraziamo per quello che ci hai dato. Ti ringraziamo per come ci hai guidato, per come ci hai insegnato. Ti ringraziamo, Signore, per ogni tua pace, per la gioia, per l'amore che hai messo dentro di noi. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai fatto comprendere quanto ci ami. Tu ci ami, sei al di sopra dei nostri peccati, al di sopra della nostra miseria umana. Meno male, grazie Signore, grazie veramente. Noi vogliamo veramente, Signore, accogliere questa tua grazia, non accoglierla in vano, ma la vogliamo accogliere con tutto il cuore e conservarla nel nostro cuore e vivere secondo la grazia e vivere per grazia, perché veramente, Signore, noi riconosciamo che non c'è grazia senza di te. Tu sei il dispensatore della grazia e io voglio ringraziarti, lodarti, onorarti, Signore. Ma continua ad agire, Signore, anche sui nostri corpi. Ti prego, Signore, di graziare anche i nostri corpi, affinché i nostri corpi escano da qualsiasi tipo di infermità, da qualsiasi tipo di malattia, nel nome tuo, Gesù. E ti prego di toccare tutti coloro che sono nei nostri cuori, tutti coloro, Signore, che si affidano alle nostre preghiere, tutti coloro che hanno bisogno, che chiedono a te, Signore, miracoli, grazie, che chiedono a te, Signore, lavoro, che chiedono a te, Signore, una guarigione, una liberazione, una provvidenza, che chiedono prosperità, che chiedono, Signore, abbondanza, che chiedono, Signore, veramente, Signore, che chiedono tutto a te. Ti chiedo, Signore, Padre della vita, nel nome di Gesù, abbi pietà, misericordia. Fatti conoscere, fatti toccare, fatti sperimentare, fa che possano toccare il lembo del tuo mantello e fa che possano veramente risuscitare dai loro sepolcri, che possano essere liberati, guariti, aiutati, provveduti. Oh Signore, tu sei il Dio buono, tu sei il Padre buono, il Padre santo, il Padre giusto. E a nessuno tu mandi a mani vuote, perché tu provvedi ad ogni nostro bisogno. Grazie Signore, grazie Signore per quei miracoli che stai facendo, per quelle grazie che stai elargendo. Grazie Signore.